noi con la missione Senegal abbiamo proprio portato questo primo semino di clownterapia in un paese in cui la clownterapia non c'è e in cui anche il concetto stesso di volontariato non è troppo presente come lo può essere da noi, e quindi abbiamo messo questo primo semino da far germogliare, con anche questo obiettivo di di entrare a contatto con la popolazione e rimanere in un certo senso nei loro cuori. Tanto che la stessa scritta Xol Baxol, che in realtà si pronuncia Khol Bahol, significa in Wolof, che è la lingua locale del Senegal, da cuore a cuore, che è stato proprio lo spirito con cui ci siamo approcciati a questa missione, il far sentire anche la vicinanza, ecco, dal cuore italiano al cuore senegalese e viceversa, ecco. È stato di sicuro bello, emozionante, capire, vedere come siamo rimasti nel cuore di queste persone, soprattutto man mano che andavano avanti i giorni, sentire quanto legame si stava creando tra noi e loro, e poi anche la commozione finale per la partenza, per i saluti tra tutti. Diciamo che non vediamo l'ora, ecco, poi di vedere come proseguirà, come germoglierà questo primo semino nel corso dell'anno, proprio portando avanti questo progetto di non tanto, ecco, andare in un luogo, fare il nostro servizio e andarcene, diciamola così, e tanti saluti, ma proprio lasciare qualcosa che possa proseguire anche senza la nostra presenza lì per tutto l'anno.